Ciao ragazze e ragazzi, eccoci alla terza seratona del Festival di Sanremo 2020. Questa sera è la serata delle cover, pertanto i nostri 24 Big non canteranno la loro canzone sanremese. Ma parliamo in particolare dell'esibizione di Elettra Lamborghini, che duetta sul palco dell'Ariston con Miss Cheta sulle note di Non succederà più. E non succederà proprio più che Elettra Lamborghini andrà a Sanremo. Questa è una delle critiche che i fan hanno commentato nei social. Sembra proprio che Elettra questa volta abbia stonato e di brutto fin dall'inizio che alla fine della sua cover. Che sia stata colpa dell'emozione o meno, ma la sua performance non ha di certo convinto nessuno. Voce dai toni molto bassi, sembrava quasi un karaoke e fatto pure male. Non parliamo poi di quando è entrata a scena Miss Cheta, con occhiali neri e mascherina al viso. Che sia una parente di Junior Kelly? Boh. Comunque, anche lei stonatissima, che cerca di acchiappare due note. Ma non finisce mica qui. Elettra Lamborghini vorrebbe, e sottolineo vorrebbe, apparire molto sensuale e avvicinandosi alla sua duettante si lascia quasi andare baciando Miss Cheta. Esibizione che definirei da urlo, visto che della sua voce si è sentito poco e niente. Pertanto concludo, come lei stessa ha cantato, non succederà veramente più che Elettra ritorni a Sanremo. Commentate pure la sua esibizione. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!